Abbiamo storto l'aratro, stavolta a causa della disattenzione del padre che senza rallentare per sbaglio ha preso il tubo di irrigazione sotterraneo del consorzio. Ma partiamo dall'inizio. Allora in pratica il padre mi ha appena detto che stava arando in un campo e per sbaglio ha rotto l'aratro. Adesso sto andando a controllare cosa è successo. Non so se avete visto lo scorso video, io non l'avevo rotto l'aratro, si era solamente rotto un piccolo pezzo insomma di ferro che abbiamo poi saldato e sistemato, ma stavolta invece il danno è un po' più grande. Infatti ha detto che si è rotta proprio la scartata, quella che abbiamo anche appena messa a posto. Yo. E allora appena messo a posto l'aratro. Qua il padre ha fatto il furbo, è andato via ancora prima che potessi vederla. Guardate qua, l'ha smontata e è andato a metterla a posto. In pratica ha piegato, come era piegata? L'hai vista te? Piega anche questa la piega. Ma quella là come era Non lo piegata? so, non l'ho vista. Ah, non l'hai vista neanche te? Io che hai cavolato una lì cammina poco. Cavati da via. Sì. E vedete qua in pratica ha staccato la parte, questa parte qua l'ha staccata e l'ha portata a mettere a posto, però anche qua è un po' storta. Gli ha tirata una bella pacca secondo me. Ora questo è il campo di cui vi parlavo e sono venuto qui insomma finché il padre non torna. L'abbiamo anche, vedete lì che c'è il solco, adesso andiamo a vedere dove si è fermato. Ieri l'abbiamo sistemato, siamo passati con la trincia tutto intorno al campo, è passato il padre, io ho raccolto le cartacce insomma che c'erano intorno e lo zio all'inizio e poi l'ho sostituito anche io. Siamo passati con il rullo per spianarlo bene perché il padre ha detto che poi si va meglio anche con l'aratura. Vi lascio un minuto delle clip che ho girato ieri. Veloce cap view con il rullo. Eccoci tornati. Allora adesso andiamo a vedere invece il punto in cui il padre si è fermato, dove ha storto la scartata insomma. Non penso che sia andato fino in fondo perché dovrebbe essersi accorto che l'ha storta, o forse è andato fino in fondo e quando l'ha tirato su vediamo. Allora niente, ho controllato anche di là, in pratica è andato fino in fondo. Va bene, dai, adesso quando torno a casa vediamo se sono riusciti a sistemarla. Cosa ti hanno detto? La prima neanche una volta. Sì, ma l'avevi detto a me un anno fa, due, di stare attento lì. È bello lì che sono là e sono stato attento, dopo venendo su mi sono smentegato. Ah, ti sei dimenticato? Sì. Bravo. Caro, anche i migliori succede. Sì, anche i migliori. È la seconda volta che la sento nel giro di poco tempo sta frase. Ma l'hai tenuto tutto basso, sì? No, perché che stirpano, che anche quella allora è più tenera la terra e tende a andare giù, invece quando è dura e la terra il tende è un po' più sollievo, allora se ciappa un ostacolo le sa incentivare a saltare su, invece così che il motore che cade a tenerlo su e se che è un ostacolo e riesce a ciappare la punta giusta, magari si è storto lì anche la rata. Sì, si è storto, ma era già storto lì, a dire il vero. Vediamo se riusciamo a metterla su.
E sì che è dura, andavi abbastanza veloce per romperla. In sesta veloce. In sesta veloce? Sì, sì, in sesta normale, no? Veloce. Manca non fa mia fatica. Perché c'è stirpata la terra. Non è possibile, ma guadagna tanto. Non si vedere in sesta veloce, cioè il più veloce possibile. Dai, veloce, no veloce. Normale allora. Quelle normali, insomma, Eh. sì. Insomma, che discorsi. Dai, te me la succhi adesso. Ah, che non spacchi tutto. Bene, ha finito, adesso andiamo a vedere se Dai che funziona come prima o no. Per fortuna che stavi arando te. fortuna. Sì. Se no, Se no se aravo a io. dito. Sì, ma magari se aravo io non mi succedeva probabilmente, perché sarei stato un po' più alto e più attento sicuramente. Credo. Ti occorrono questi? No. Dove? Lì per terra. Cosa hai sentito quando si è storta? Allora, ma lo ciappa ancora, solo che a volte non si spacca mia e salta su. Ah, ti sei accorta alla fine? Quando sarà belle avanti? Quando eri in fondo in pratica. No, no. Ho visto il solco, E lì dopo ho dovuto scavare. Adesso andiamo a provarlo. Io vado là in macchina così dopo dovrò andare avanti io, insomma, ad arare. Devo stare attento però. Eccolo. Sembra andare. Eccolo là, adesso è stato attento. Guardate che piano che va. È proprio lì vicino al... vedete, non si muove. Torna indietro. Adesso lo alzerà un po'. È proprio lì il punto. Vicino, in parallelo all'albero lì, al pino. Adesso andiamo là a vedere se succede anche al ritorno. Perché si estende per un po' verso il campo. Era circa qui dove c'è la terra un po' più chiara. Adesso vediamo quando torna indietro se si blocca ancora oppure no. Guardate che come decelera il padre. Anziché in quinta va in sesta normale. Gli altri campi li abbiamo tutti arati in quinta normale. Qui va in sesta perché l'avevamo anche stirpato. Quindi siamo passati a stirparlo. Dopo siamo passati col rullo. Dopo abbiamo buttato il letame e adesso lo stiamo arando. Però appunto dato che lo avevamo estirpato, la terra è più morbida insomma e si riesce ad arare con più facilità. Cosa ha fatto? Perché? Piano adesso. Sta toccato, no? Eccolo. Scherzavo. Lo tiene bello alto lì, che roba. Eccolo! Porca!
fa proprio. È qua sotto, eh. Cosa ha fatto? L'ha toccato anche di là. Ma dai! No! L'ha piegata ancora! Ma cosa fa? Ah, forse ha pulito un po' le ruote. Ah, ok, sì, dai. È andato a pulire le ruote. Cosa fai? Tornati al punto di partenza. Ascolta, ma cosa è successo ancora? Le viti? Ah, pensavo l'avessi storta ancora. La vedevo storta, dicevo, ma... Ah, ecco cosa è successo lì. E come mai si sono tolte così? Eh sì che l'avevi... Era lì. Le avevi anche tirate prima. Bisogna raffreddarle lì davanti. Ho detto, ecco che la... No, non sta toccata, ma... Che la storta ancora. Sembrava storta, a vederla. Boh, andiamo giù allora. Altro viaggio, si va a casa a saldare l'aratro. Ok, tornati a casa. Adesso si salda. Magari lo spacchi dopo. Allora vuole provare a raddrizzare un po' il posto dove va attaccata la scartata, insomma, e quindi gli deve dare qualche colpo col martello quello gigante, insomma. Dovrebbe essere qui nell'orto, sono venuto a prenderlo. Ah, eccolo qua. Eccolo qui. Se non lo spacchi. No, se rompe il dai che sono diverso. Basta, se no lo spacchi lì. Nuovo acquisto poi. Ok, 22 trovata. Potente, in un attimo ha fatto quello che hai fatto te prima in 5 minuti. Allora adesso salda, però prima di saldare deve staccare un polo o positivo o negativo della batteria, perché altrimenti se no ci saluta anche la batteria del trattore. Meglio di no, visto tutti i problemi che ci sono stati oggi. Ma guarda che roba, non si riesce neanche a molare il coso qui. Ok, batteria staccata, adesso salda. Scarico. Ok, sembra tutto a posto. In pratica gli ha messo un pezzo di ferro lì, l'ha saldato un po', poi l'ha tagliato e poi l'ha saldato meglio ancora. Ah, riesci a tirarlo ancora un po'. Boh, a posto. Ok ragazzi, adesso stiamo andando a provarlo.